collegato? Sei collegato? Possiamo uscire? Sì. Visitissimi, insomma voglio così, da fine del mondo, mi piace proprio quello che state facendo. Io ringrazio a tutti quanti quello che state facendo perché veramente è un'iniziativa molto bella. Queste signorine sono le telefoniste che stanno prendendo le vostre telefonate, vedete? E stanno lavorando tantissime. Pensate che in un momento o l'altro sono arrivate più di 200 telefonate. Signori, vogliamo subito salutare la signora Alba Iorio che ha donato $20. Grazie signora Alba. Ancora a Giovanni Gianonovi Giuseppe che ha donato altri $20, ancora al signor Antonio e Antonietta del Pierro che ha donato $20, ancora a Corrado Torelli che ha donato $20. Un saluto ancora lo mandiamo per il signor Antonio Capascio che voleva ascoltare una bella canzone, ma sì signore, io ve la facevo ascoltare con tutto il cuore la canzone, ma purtroppo lei sa che questa non è la giornata tanto per cantare la canzone, però ricordatevi una cosa, e questa è la verità, ve l'ho cantata dentro l'ultima trasmissione che va in onda lunedì, credetemi, come è bella la montagna stanotte, tu Canucciani. Ancora un salutone lo voglio mandare per Saverio, il piccolo Saverio, la signora Tina ed Enzo. Signori, guardiamo un pochettino che succede, mi date qualche altro foglio così posso salutare altre persone. Il signor Vittorio Formale, ma che gentilezza, che signore gentile, ecco, pensate che lui ha donato $100, grazie signor Vittorio, si dà a fine del mondo, veramente, grazie. Ecco, il signor Vincenzo Covino, $100, bello, mi è piaciuto. Siete alla fine del mondo. Ancora il signor Franco Savaglia che salutava insomma tutti gli amici suoi, ecco, che ha donato $20. Allora, signori, un lavoro bellissimo come questo, mi darebbe voglia di piangere quello che state facendo, delle cose molto belle. E questa, signori, questo è il sangue dell'Italia, siete veramente delle persone molto squisite. Io non so che cosa farei per voi, ma purtroppo, ecco, vedete un po', vediamo un po', vi avvicinate un po', vediamo un po', ecco, guardate, queste, voi, se volete parlare qualcuno con me, lo potete dire a una delle ragazze che state parlando adesso, volete parlare, basta che lo dite o a Anna oppure all'altra ragazza, ecco, vuole parlare con me? Sì. Aspetta, pronto signora? Chi sei? Come? Anita, quando ci dai tu per la televisione? Quando dai? $20, grazie. Un bacione forte, grazie. Ti ripasso un'altra volta questa bellissima ragazza, va bene? Vediamo un po' se ci sta qualcun altro che vuole parlare con me per telefono, non ci sono problemi, potete mandare anche un saluto così, ecco, io vi mando un bel saluto. Vediamo un po', volete parlare con me? Ecco, adesso state parlando, io sto vicino. Ecco, allora, domanda alla signora se per caso vuole parlare con me. Vuole parlare con Roberto? Vediamo un po' signora, così siamo in diretta proprio, vedete? Sì, parla molto, glielo faccio. Pronto signora? Come si chiama signora? Ah, Maria Anastasia, come siete bello signor stasera, vi vedo. Io vi vedo signora, voi mi vedete a me? Signora, quando ci dona, signora, quando ci fa di regalo signora? Grazie signore, siete alla fine del mondo. Anche 5 cents signore, bassi il pensiero. Siete alla fine del mondo, vi ringrazio signore e vi passo ad Anna. Grazie signore. Buonasera a voi e a tutti i vostri cari. Grazie signore. Ecco, questa è la bellezza della televisione e Italian Television. Se voi ci aiutate, questo si può fare tutte le sere, no questo qua proprio, il Teleton, ma si può fare diretta con le persone che ci ascoltano da casa e che ci vogliono bene. Un'iniziativa molto bella, io sono stato abbracciato da tutte queste persone che mi vogliono ancora bene e mi vorranno bene per tutta la vita. E signori, saremo qua per 3 ore, dopo va anche la trasmissione, guardateci e volete sempre bene. Ecco, grazie. Adesso qui abbiamo prima di